e come spazio un appuntamento speciale di Gnovis dal Monte. Un gruppo di associati dal Fogolar Furlan, dalla Guascogna, l'ha visitato in Friuli in Gesdish, con diversi stapis da Urlis Olmis, dai loro paris, strengint, news rapporto, tornando ad inforci che i vecchios, con loro anche Loran Spanghero, una dei 6 fradi che hanno fatto la storia dal rugby francese e che dopo sono diventati anche imprenditori di successi. Il pari, Dante Ferruccio, degli Nadi della Chiarnie, aliere partite di Tresesin, tant che are picciule, gliene place, intitolate a lui e a Tresesin, i soci dal Fogolar, hanno chiamato il Shindic che era dato il buon accetti in comune dopo io accompagnasse a Are Sintigno. Un bel riguardo con la comunità di Duran, perché dal 2020, proprio quasi alla fine della pandemia, è stato il mio primo viaggio fuori d'Italia. Sono andato a Duran perché celebravo in 100 anni di migrazione furlana proprio in Guascogna, che era partita una comunità partita di Rude. No? E a bonificare, a sistemare, a disboscare tutti questi belli scolini che vedono pitturati di Van Gogh. No? E quindi lì la comunità di Rude ha fatto un grande lavoro. Per noi, per l'Ente Friuli nel mondo, una bellissime visite, perché torna a risaldare i rapporti che vengono sempre avuti con queste comunità e con le tante comunità che vengono attorno al mondo. E scomincia che l'anno che vi vuoi declamarlo, ma che il Ministero, il prossimo anno sarà il turismo delle radici, quindi è importante che venga a riconoscere, a riguardare i paesi, soprattutto i piccoli paesi, quelli che sono partiti, i loro avi, i loro antenati, e quindi sempre di più valorizzare il nostro Friuli in queste modalità. Sono due contenti di aver veduto il paese, di aver veduto tanti robi, monumenti e soprattutto penso di aver veduto i paesi che sono nati nonnos. C'è tanta intaese dal Fogolar Furlan, c'è comunità taese che è furlana dalla Guascogna. È una comunità che è stata abbastanza numerosa, diciamo. C'è me, il papà faceva il Furlan con le nonne. C'è attività veso come Fogolar. È cominciato dal 2011 al Fogolar. Ogni giorno dopo dei mesi si sta in riunione a contare, a leggere i libri per Furlan, magari le storie di Giacomo Geis e poi vi ho avuto l'idea di tradurre un libro di Sgorlon. Io non sono tanto contento di aver accolto queste comitive, dicono che sono guidate da qualche esponente famoso Spanghero, che ha avuto dai campioni dal mondo del sport, ma sono persone anche che si sono tanto date da fare in Francia sul piano del lavoro. Il Comune di Tresesin aveva già intitolato una ventina di anni fa una piccola placiuta che è frazione di Are, proprio a Spanghero. Non sa in qualche maniera data questa opportunità di reincontri con una comunità importante di Francia che sono trasferiti in Furlan anche a Fenda al Vocente. Claudio Petris, c'è storia ese che dai Spanghero che in Francia insomma hanno fatto veramente della storia del rugby e no do. Ma io mi sono interessata a questa famiglia, a questi immigranti, perché la sommaria è nativa di Zoppola, quindi Zoppola e Tresesin hanno andato a far nascere questa storia. E i Spanghero sono 6 fradi che hanno giocato in rugby, 2 sono stati in nazionale, che hanno giocato in prima divisione e il più importante è Walter, lo chiamo in francese, è stato in capitano della nazionale di rugby. Ci siamo venuti dopo campioni un poco e un poco la famiglia, i genitori che mi hanno dato il senso del lavoro, come si dice, del coraggio, della volontà, perché sono venuto in Francia e non avevano niente, neanche da mangiare. Nel 1957 abbiamo cominciato con una piccola squadra del paese, dopo io sono andato all'esercito 3 anni con la guerra dell'Algeria e mio fratello mi ha
è dato al mio posto nella squadra, e dopo siamo andati avanti in una equipa di squadra nazionale, e infine mio fratello è stato capitano dell'equipa di Francia, il solo capitano straniero capitano dell'equipa di Francia, e quello è una buona cosa. Allora facciamo un saluto per qui che si ascolta per Furlan, dal telegiornale. Ho capito tutto, ma ho chiacchierato poco. E per usgnota le dute, Gnovis al torne lunis, sempre stesse ore, mandi e buone serate di Viodisi.